Ma buonasera a tutti amici da Napoli e l'87 è Forza Napalese. Allora ragazzi, buttiamo le spalle quello che c'è stato tra Ancelotti e De Laurentiis, se c'è stato un litigio per i risultati che non sono arrivati con il Cagliari, quello con il Genk e quello con il Torino, l'ultimo risultato in campionato prima della sosta della nazionale. Guardiamo al presente, buttiamo alle spalle quello che c'è stato. Ora conta solamente vincere. La cosa fondamentale è vincere, andare in campo con la giusta cattiveria, sempre senza sottovalutare l'avversario, anche se si chiama Verona. Con tutto rispetto appunto per il Verona, bisogna vincerla sta partita. Bisogna andare in campo con la cattiveria e con la giusta convinzione di fare risultato. Un solo risultato, la vittoria. Voglio, la vittoria. Non stiamoci attaccare, Ancelotti ha detto questo, De Laurentiis ha detto questo, perché se no mettiamo altre voci sulla società che in questo momento non servono, in questo momento serve tranquillità fra presidente, allenatore, giocatori, la squadra che scende in campo per fare risultati, l'ambiente, la tifoseria. Dobbiamo andare lì, anzi sostenere la squadra ancora di più nel momento in cui il Napoli non riesce a fare i risultati, deve stare ancora più vicino all'allenatore e soprattutto alla squadra, supportare il proprio gruppo, la propria squadra, perché se siamo nel momento di difficoltà, ma nel momento di vittoria è molto facile amare la squadra. Si deve amare ancora di più nel momento di difficoltà. E io sono uno dei primi che appoggerò il mio Napoli, ovviamente. Allora, partiamo dalle cose positive che abbiamo visto nelle nazionali. Di Lorenzo che l'abbiamo visto nell'ultima partita, ovviamente giocavi con il Liechtenstein, non è uno squadrone. Ma comunque abbiamo visto le qualità che c'ha questo ragazzo, non solo con l'Italia, l'abbiamo visto anche al Napoli, da quando è a Napoli. Ogni partita, partita dopo partita, l'abbiamo visto in crescendo. Abbiamo visto finalmente un terzino titolare a destro, voglio, perché sai, con tutto il rispetto per sai, cioè in difesa troppo, si faceva saltare troppo facilmente, e voglio, è troppo falloso. Ovviamente Di Lorenzo un altro giocatore, un altro tipo di giocatore, un giocatore che spinge, fa la fase difensiva molto bene, ma sa spingere, cosa che non faceva Esai. E poi voglio fare dei cross a pennello, l'abbiamo visto quello con Belotti in nazionale. Ragazzi, Di Lorenzo ha fatto vedere anche le sue qualità nella nazionale maggiore, l'Italia. Lo stesso Milik, quello che ci aspettiamo è Milik soprattutto, l'attaccante che ti fa gol. Con la nazionale, Milik, meno male, abbiamo visto un Milik che ha ritrovato gol, cosa che mi fa felice perché rivedere Milik far gol può essere solo un bene per il nostro Napoli. Spero che si ripeta anche con il nostro Napoli, ovviamente, nella partita di sabato alle 18. Milik lo vorrei subito titolare contro il Verona. Io penso che Ancelotti lo metterà ovviamente, penso, titolare. E se così dovesse essere, se così dovrebbe essere, spero che parta titolare e faccia gol anche in questa partita. Poi se ritroviamo Milik ovviamente è una cosa in più, è qualcosa in più per l'ambiente, è qualcosa in più per lui, perché secondo me se si sblocca con il Napoli può ritornare a far bene anche Milik. Ovviamente nella fase difensiva stiamo trovando un giusto assesto dove stiamo prendendo pochi gol, ora ci serve la fase offensiva dove fa gol. Io penso che questo Napoli si ritroverà, sono fiducioso sia per l'allenatore sia per la squadra, sono fiducioso che questa sosta delle nazionali ci ha fatto un po' riflettere, ci ha fatto un po' capire la qualità dei nostri giocatori. E secondo me questo Napoli può riprendere la sua corsa e inseguire la Juventus. Secondo me questo Napoli ha tutte le carte in regola per poter fare un grande campionato, perché i giocatori non mancano, la qualità c'è, l'abbiamo vista quella di Milik contro la Polonia, abbiamo vista quella di Di Lorenzo. Bisogna dar fiducia ai giocatori che in questo momento magari non stanno facendo la differenza. Insigne, Milik, Zelinski che comunque è stato in galo e non ha fatto il meglio che poteva fare. Bisogna dargli fiducia, bisogna starli vicino. Nel momento difficile loro hanno bisogno di noi e noi dobbiamo esserci. Troppo facile, Zelinski fa gol e lo portiamo su al cielo, un gol a Gesù Cristo. Milik fa gol, Milik è un campione.
Chi è? Quell'altro omaggio scordate che ha già detto perché faccio difficoltà con i nomi. Comunque, ogni giocatore che fa male, bisogna stargli vicino, bisogna supportarlo. Vedrà che prima o poi torna a far bene. Milk le potenzialità ce l'ha, voglio. È inutile anche io l'ho criticato, magari per sfogo perché era arrabbiato per il risultato. Ci sta perché ogni tifoso è inutile dirlo. Prima di tutto viene la squadra e poi il giocatore, perché il Napoli si ama dal giocatore che il giocatore cambia da oggi a domani, il Napoli si ama sempre. Può giocare anche Pingo Pallino nel Napoli. Io ti farò Napoli per sempre. Il Napoli viene prima del giocatore. Ovviamente dispiace vedere Milik che faceva così, però in quel momento ti sfoghi per il risultato che non è avvenuto per la tua squadra. Ci sta, ma poi devi supportare il giocatore così come la squadra. Prima di tutto la squadra, ma anche il giocatore, perché ricordiamoci, sono 11 giocatori a scendere in campo e se non vanno loro il risultato, la squadra senza il giocatore come può il risultato? Ora stiamo vicino alla squadra, cerchiamo di prendere questi 3 punti che sono fondamentali, perché non possiamo veramente più sbagliare. Se sbagliamo pure con il Verona, caput stu Napoli, difficilmente avrà il passo della Juventus e forse anche dell'Inter se sbagliamo. Comunque bisogna vincere. Dalla prossima bisogna testa in campo dal primo minuto perché il Napoli a volte proprio quando entri in campo, diciamo nell'approccio alla gara, il Napoli a volte ha proprio difficoltà nell'approccio alla gara. Poi ingrana piano piano e viene fuori. Ma io voglio un Napoli cattivo dall'inizio alla fine, con concentrazione, perché abbiamo visto, anche quando non hai concentrazione, vieni punito. L'abbiamo già, diciamo che quella di Cagliari, quella di Napoli con il Cagliari deve essere una lezione che ci rimane dentro e che prendiamo da lì lo spunto e facciamo bene le prossime partite. Quello ci deve servire da lezione per poter vincere tutte le partite, perché l'abbiamo visto il Napoli nello scorso anno quando ha fatto, se non vado errato, 12-13 vittorie di fila, un bel filotto di vittorie, e io voglio vedere un Napoli così cattivo e con la voglia di poter fare quei risultati che ha fatto l'anno scorso. Ovviamente non sarà facile perché oggi tutte le squadre, anche quelle meno forti, si sono rinforzate, ma noi siamo il Napoli, noi abbiamo tutte le potenzialità, tutte le carte in gioco per poterle vincere e io ci credo, io ci credo e anche voi dovete crederci. Dobbiamo stare vicino alla squadra e sempre più forte che mai, sempre forza Napoli, amma spacco mazzo. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello87. Buona serata a tutti amici, da Napoliello87 e forza Napalessa!